Marx è nato nel 1800, 1808, la base era di Marx. Engels ha collaborato a pubblicare questo. Dopo di questo, in tutto il mondo hanno fatto i partiti comunisti, sono nati da questo, capito? E da questo in Russia, in Cina, a Cuba, sono presi dal manifesto del Partito Comunista, che poi ha circolato anche l'Italia, ha sempre preso da questo. Sono nati da questo i partiti comunisti, sia in Italia, in Francia, in tutte le parti. Ed è un bel manifesto. Minchia, poi lo devi leggere. È la storia dei proletari contro i borghesi. È fatto tutto a vignette, lo vedi? Borghese e proletario, lo vedi? E qui c'è la lotta di classe. La lotta che i proletari iniziano a fare le lotte. Questo è tutto da leggere, questo, capito? Delle trasformazioni del periodo medievale, come si sono sviluppate poi i borghesi hanno fatto l'industria. La colonizzazione dell'America. Questa è la scoperta dell'America, hai visto? La grande industria ha creato il mercato. Guerra, Perché guerra. poi Tutti tu fanno c'hai il gas, c'hai tutte queste materie che servono all'Europa e tutto qua. Quindi guerra. guerra. La contraddizione del capitalismo. La contraddizione del capitalismo è la guerra, che per esempio oggi è sempre più marcata. E poi adesso, ormai che cazzo, è un cesso. È un cesso nel Medio Oriente, cazzo, è una cosa incredibile nel Medio Oriente. La Siria, l'Ira, la Libia. Ecco, è adesso che bisogna iniziare a riparlare, no, devi parlare del socialismo, eccetera, perché il socialismo sarebbe però messo bene, no? Come si è svolto, e ci sono state le varie, cercare di fare le rivoluzioni in Russia, in Cina e tutto quanto. Si deve riparlare del socialismo, però in termini giusti, devi mettere il cemento, devi mettere il ferro, devi mettere per creare quelle basi per non riprodurti la guerra, perché quella, facendo così, la guerra non deve esistere, capito? Quindi se è stato inizio fallimento in tutti i paesi che hanno tentato di farle, hanno tentato di metterla in pratica, oggi si deve riparlare di quello, perché quello che ti porterà a fare la fine della guerra è di crearti un sistema del genere. È inutile che uno dica che sono sempre contro la guerra, ma per essere contro la guerra deve essere contro il capitalismo, deve essere contro l'imperialismo. Quello deve combattere per demolire quello. La gente che ha questa mentalità si deve mettere in testa che l'imperialismo, il colonialismo, il capitalismo sviluppato diventa imperialista, eccetera, è quello che devi combattere. Combattendo quello, mettendo fine a quello, metti fine alle guerre. Capito? Si sono tutti organizzati nei partiti. I partiti fanno parte di questo tipo di società. Questi partiti esistono solo perché c'è questo tipo di società borghese. E tutti sono lì
a chi vuole, fanno una sfida a chi vuole dirigere, comandare, eccetera. Però sono sempre sotto la cedola, quella, no, è un'altra cosa che voglio dire. Sono con la mannaia in testa, perché se tu non fai gli interessi del capitalismo e dell'imperialismo, quei partiti che nascono non hanno senso di esistere. Non è che col governo, per esempio, fai le leggi per i capitalisti, no, sono i capitalisti che vogliono che tu stia lì, questi accumuli di denaro, di ricchezze, ce li hanno i capitalisti e tu governo devi fare gli interessi suoi, perché se non fai gli interessi suoi, che cosa ci fai? Certo che anche tu fai parte dei tuoi interessi. E ragazzi, un ministro, il primo ministro, i ministri, sono a paga di 200.000 euro all'anno. Ma diciamo così, ho fatto una cifra così. E tutti gli altri che godono di quello, i primari, ragazzi, mica guadagnano meno di un ministro. Tutti gli enti che esistono, la medicina, la che sono gli avvocati, i giudici, e tutto, quelli ne guadagnano la stessa cosa quanto guadagna un ministro o un politico. E la società è formata di quelli che si avvalgono di queste ricchezze che esistono. E quindi loro, attraverso i governi, allora applicano le tasse e tutto quello che serve per potersi Pagare lo stipendio da 200.000 da cazzo di... 200.000 tutto l'altro disoccupati, oppure tutte le divisioni sociali che esistono. Ragazzi, poi tutte le divisioni, poi la diversità del tipo di lavori che si fanno. Ci sono lavori che la gente guadagna bene, ma ci sono lavori che la gente non guadagna quasi niente, non riesce a farsi lo stipendio per vivere tranquillamente sono sempre tutti in rosso, capite? Cioè, no, arriva alla fine del mese sempre con l'acqua alla gola, perché tu soldi in tasca non ne devi avere. No, tu quello che ti danno lo devi subito ridare a loro, perché loro dicono: ma tu cosa te ne fai? Servono a loro per poter nuovamente investire nel capitalismo. Non ti deve restare niente. Quindi i governi servono a quello, a far sì che gli individui sociali siano divisi, sono in rotta tra di loro, perché essendo in rotta tra di loro non riusciranno mai a fare un'organizzazione di dire: oggi scioperiamo in modo che mi aumenti lo stipendio, in modo che io possa vivere meglio in futuro, perché se uno lavora mica si può fare la casa. Oppure oggi lavorano, prima quando non lavoravano tutti e due, adesso lavora la moglie, lavora il marito, e quindi riescono ad avere dei capitali per potersi fare la casa. Se no, se uno va a lavorare, è un singolo, prendendo uno stipendio da 1.200-1.300 euro, che cosa fa? Mica, non fa niente, perché quando tu con 1.200 euro poi hai anche un affitto da pagare, resterai sempre
povero e non avrai mai la possibilità di essere realizzato e di stare tranquillo nel modo di vivere. Questa è una cosa che la gente vive. Certo, ci sono altri enti che guadagnano un sacco di soldi e quindi quelli lì non andranno mai a essere solidari con te perché tu stai cercando di migliorare la tua condizione. Quello non la farai mai.